Con un gol per tempo, l'Unitas Sciacca spugna il Nino Lombardangotta e conquista 3 punti fondamentali per continuare ad alimentare le speranze di approdare ai playoff dopo l'estromissione in Coppa Italia. Il Marsala 1912, sceso in campo senza Petrucci, Agolli, Angineri, De Luca, infortunati e Genesio squalificato, ha incassato la seconda sconfitta consecutiva al termine di una prova deludente che ha evidenziato tutti i limiti di una squadra che deve fare conti con una panchina corta. In campo dal primo minuto 4 juniores e in panchina, formata quasi esclusivamente da atleti 2007-2008, anche un 2009. Pronti via e dopo 180 secondi i ragazzi di mister Bruculeri recriminano per un fallo ai danni di Martorana che, lanciato a rete da Lettieri, entra in area di rigore e al momento di calciare viene contrastato da un avversario e va giù. Tutto regolare per il signor Alessi di Palermo che lascia giocare. Lo Sciacca si fa vedere in avanti all'11° con Gueye che anticipa Malzeo ma non riesce a imprimere forza al colpo di testa, facile l'intervento di Faraone. Al 17° ci prova da fuori Aria Camarà, la conclusione termina alta sulla traversa. Al 19° ottima verticalizzazione di Fricano per Gueye che si invola verso la porta azzurra, è entrato in aria, calcia bello però l'intervento di Faraone che nega il gol al numero 9 neroverde. 2 minuti dopo il Marsala prova a portarsi in avanti con Mangiolacina che si prepara bene alla conclusione ma calcia debolmente al limite senza tra l'altro inquadrare lo specchio della porta. Al 26° Gueye, una vera spina nel fianco, fa le prove generali del gol, parte sul filo del fuorigioco e si invola in solitaria verso Faraone ma clamorosamente entrato in aria calcia fuori da ottima posizione. Al 32° il vantaggio dello Sciacca con un'azione analoga alla precedente. Verticalizzazione di Fricano per Gueye che salta Giardine e deposita in rete insaccando il gol dello 0-1 che fa esplodere la gioia sugli spalti ed in campo. Il Marsala prova a reagire al 35°, Pedalino serve Trifilo in aria che va giù, anche questa volta il direttore di gara giudica l'intervento regolare. Nel finale del primo tempo i ragazzi di mister Galfano hanno un paio di occasioni per consolidare il vantaggio. Al 39° Fricano si mette in proprio e prova a sorprendere Faraone dai 35 metri. La palla termina al lato e al 44° sempre il numero 20 Saccense calcia la posizione defilata senza inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa il leitmotiv non cambia. Al 47° Faraone compie una bella parata su un'interessante iniziativa di Mercurio e 3 minuti dopo 5 mani chiude tempestivamente in corner su una conclusione ravvicinata di Erbini. Sugli sviluppi dell'angolo la rete del raddoppio di Jamè che come all'andata va a segno contro il Marsala. Ottimo l'inserimento del difensore neroverde in anticipo su Pedalino che allarga il piattone destro e trafigge Faraone che riesce solo a toccare la palla senza però poter evitare il gol. Lo Sciacca approfitta delle difficoltà del Marsala e al 65° ci prova nuovamente con Fricano direttamente su punizione. Faraone si rifugia in corner. 3 minuti dopo, su azione d'angolo, Trifilo prova a rimettere in mezzo, ma Jamè interviene evitando il peggio. Nuove proteste del Marsala per un tocco di mani che non viene sanzionato da Alessi. Sul proseguo dell'azione, la migliore occasione azzurra, cross di Accardo, ottimo inserimento di Mangiolacina che impatta benissimo di testa. Straordinario l'intervento di Sabella che con l'aiuto della traversa si rifugia in corner negando la rete al Marsala che avrebbe potuto anche riaprire il match. Al 76° Lettieri ci prova da fuori, la conclusione termina ampiamente al lato e un minuto dopo nuove proteste azzurre per un intervento su Mangiolacina, ancora una volta giudicato regolare dal direttore di gara. L'ultima azione degna di nota all'80° con Lettieri che si libera in aria e calcia la posizione defilata conquistando solo un corner. Al triplice fischio, delusione sugli spalti da parte del pubblico presente al Nino Lombardangotta, con una salvezza matematica ancora da conquistare a 4 giornate dalla conclusione della regular season. Ricordiamo il calendario prevede 3 trasferte e una gara interna contro il Lascari. Fondamentale diventa l'approccio mentale alle prossime 2 partite con Marineo e Partinico Dace, entrambe formazioni affamate di punti visto la difficile situazione di classifica.